Fabio Cancelli, è stato il tuo esordio all'Acquedotto, un esordio fortunato. La Torres vince 2-0 sull'Avellino. Tu non sei stato molto impegnato perché l'Avellino in avanti si è fatto vedere poco, però sempre presente sui palloni in area. Hai guidato la difesa. Che partita hai visto dalla tua postazione? Allora, primo tempo abbiamo sofferto. Abbiamo rischiato qualcosina, ma comunque la difesa sempre attenta, mi ha dato una grossa mano e abbiamo limitato, diciamo, la loro qualità offensiva. Secondo tempo, secondo me, non abbiamo sofferto per nulla, anzi ci è mancato un po' il palleggio in mezzo al campo, che è un po' da migliorare, però a livello di spirito, di cuore, tutti, è grandissima partita, secondo me. Grandissima partita. I tifosi vogliono sempre sapere cosa succede dentro gli spogliatoi prima di questa partita, come l'avete caricata questa gara? Sapevamo che era una partita importante e abbiamo messo tutti la testa giusta per cercare di ottenere i 3 punti e così è andato. Tu ti sei integrato subito in questo gruppo, sei arrivato subito, ti hanno messo in campo, come li trovi? Bravissimi ragazzi e veramente mi hanno dato una grossa mano, poi io sono qua da poco, da una settimana neanche, quindi diciamo che mi hanno reso parte subito del gruppo e poi oltre che a bravissimi giocatori sono anche davvero ragazzi eccezionali alla mano, quindi era difficile non integrarsi, diciamo. Com'è stato l'impatto con l'Acquedotto? Bello e fortunato, visto che ha portato una vittoria, bello comunque, il tifo è spettacolare e davvero grandi emozioni. Allora, grazie a Fabio Cancelli, in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie a voi. Grazie.